Signori e signori, buongiorno, eccoci qua all'edizione pomeridiana del giornale. Oggi partiamo in primo piano da Virgilio Notizie. La truffa della Psoriasi, un business da 1,7 milioni di euro. Un professore di Firenze è accusato di essere il capo della banda. Gli inquirenti, le multinazionali, pagavano per le prescrizioni dei loro farmaci. Secondo l'accusa, avevano creato un business sulle malattie, in particolare sulla psoriasi, una malattia della pelle, per un volume di affari di 1,7 milioni di euro. Alcuni medici prescrivevano farmaci al di fuori di quanto indicato dal progetto Psocare e dall'Alfa, Agenzia Italiana del Farmaco. A capo di quella che si configura come un'associazione a delinquere, secondo gli inquirenti, era un professore di Firenze che ricopre innumerevoli cariche, oltre a quella di docente di scienze dermatologiche dell'Università di Firenze. Nell'ambito dell'inchiesta della Procura sono scattate 21 ordinanze di misura cautelare e 37 perquisizioni in tutto il centro-nord Italia. 6 degli indagati sono agli arresti domiciliari, per altri 2 è scattato l'obbligo di dimora e per ben 13 sono interdetti dall'attività. Il professor Lotti, secondo quanto riferito dal colonnello dei NAS di Firenze Pierluigi Felli, si faceva versare somme di denaro da imprenditore di 7 multinazionali farmaceutiche per prescrivere ad alcuni pazienti in cura farmaci al solo scopo di incrementare le vendite. I farmaci non erano nocivi, erano sostanzialmente inefficaci. Nella cura, ha spiegato ai giornalisti il sottosegretario alla salute Francesco Martini. Queste patologie, che sono a lungo termine, hanno favorito questo genere di speculazione. Il danno al paziente quindi deriva dal protrarsi e dal peggiorare della malattia. Le aziende coinvolte sono 7 multinazionali che hanno sede tra l'altro anche in Veneto, oltre che in Lazio e in Lombardia. Erano coinvolte tramite rappresentanti, manager e responsabili di area. I pazienti erano ignari di questa mercificazione ai loro danni, ma hanno iniziato a insospettirsi perché le loro condizioni non miglioravano. Il professor Lotti, che ricopre contemporaneamente varie cariche a livello ospedaliero, in associazione di categoria e universitario, dovrà rispondere di associazione a delinquere, essendone riconosciuto come ideatore e coordinatore. I soldi venivano collocati su alcune società di comodo specializzate in organizzazioni di eventi, per lo più facenti capo anch'essi a Lotti. Apicom, Virgilio, oggi 1 ottobre 2010. Vediamo ancora cosa dice il nostro giornale. Per esempio La Stampa di Torino: associazione a delinquere di medici prescrivono farmaci per denaro. A capo dell'organizzazione un barone universitario. Vasta operazione dei NAS al nord, 21 misure cautelari contro i dottori coinvolte 30 persone, e qua più o meno è quello che abbiamo appena detto.
torniamo un po' indietro, vediamo cosa dice qua ancora sullo stesso tema, se c'è qualche titolo, qualche taglio un po' diverso. Ricordiamo che siamo su Google News e già che ci siamo parliamo anche di un po' di, vediamo, NAS di Firenze, industrie farmaceutiche e medici corrotti, 6 arresti. Ben 21 ordinanze di misura cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Firenze sono state eseguite dai carabinieri del NAS fiorentino in varie regioni. Tra le altre, oltre a Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Lazio, Liguria e Umbria, c'è anche il Veneto. Allora, in totale dei compensi illeciti percepiti dai medici ammonterebbe quasi a 2 milioni di euro. La maggior parte transitate su bilanci di società di copertura. In pratica veniva prescritti arbitrariamente centinaia di pazienti farmaci prodotti da industrie corruttrici. Nel giro d'affari il ruolo importante sarebbe stato scoperto da un professore universitario fiorentino. Vediamo un po' se abbiamo delle notizie diverse. Proviamo a inserire la parola Veneto in Google News e vediamo cosa c'è in primo piano. 19 minuti fa l'agenzia ASCA caccia l'AC in Veneto, ancora deroghe, Zaia si impegna a pagare. OGM, PDL Veneto no a posizioni demagogiche, materia troppo complessa. 3 ore fa agenzia di stampa ASCA. Un'ora fa invece mostre i parchi del Veneto in l'Eden tra cielo e mare. Lo dice ADN Kronos. Un artista interpreta quell'Eden tra cielo e mare che sono i parchi del Veneto. Solo che il poeta aveva scritto che i porti sono diventati parchi o porchi e i porti veneti non ci sono più. Scomparsi i porti, scomparsi il bosco, scomparsa l'acqua, scomparsi i barcaroli, è saltata fuori tanta terra, abbiamo detto niente Repubblica, tanta terra, niente Repubblica. Andiamo avanti. Veneto, l'agenda del Consiglio regionale, un'ora fa, pieno ritmo i lavori, Bortoli del PD, Zaia, 160 giorni di propaganda. Coletto, meno ospedali. Vediamo, Coletto, terapie differenziate per le US, costi standard elimineranno la sperequazione anche dentro il Veneto. Qua c'è la questione, vediamo se si interseca con la notizia di prima, a proposito del costo del welfare, della sanità e delle case di riposo con annessi farmaci e con annesse rette. Si stanno allargando invece che restringendo i settori del welfare, della sanità e dell'assistenza, e abbiamo sempre più malati, dai cronici ai vecchi ai giovani. Vediamo l'ASCA a Verona, 30 settembre, costi standard, piani di rientro, ma non è una questione che ci piace. Rispondono alle domande, qui ci sono dei dati
Allora, spesa pro capite tra ULSS e ULSS, di certo, ha detto l'assessore, non è più accettabile e non sarà più possibile spendere 2.500 euro per assistito da una parte e 1.400 dall'altra. Tanto paga sempre pantalon, paga sempre pantalon. Quanto costa veramente questo welfare sanitario? Quanto costa? Chi è che paga tutto questo? Veneti, datevi un'occhiata. Oh, lo stesso ministro Fazio ha pubblicamente escluso a priori ipotesi di interventi governativi, quindi non dimentichiamoci che l'anno scorso, alla fine delle verifiche del Ministero delle Finanze, la sanità veneta ha chiuso con un attivo di 11 milioni di euro. Un attivo di 11 milioni di euro. Questa è sbalorditiva questa notizia. Vediamo cosa vuol dire, ma insomma per oggi io mi fermerei qua. Grazie se siete stati all'ascolto. Alla prossima. Renato De Paoli, Isole Sparse e Der Production. Buon pomeriggio.